Adesso voi avete appena ascoltato una cosa che uno storico dice, la nascita dei giudicati, queste forme istituzionali. Io da archeologo nel leggere la nascita dei giudicati, mentre Alessandro parlava, ecco, poi sono andato via perché sono andato a prendere gli evidenziatori, su queste cose ho pubblicato qualcosa, e qui che siamo nella sede per antonomasia o antonomasia del giudicato, diciamo così, l'Arborea, però attenzione, l'Arborea diventa il giudicato permanente, siamo nel XIV secolo. È del tutto evidente però che i giudicati ci sono da prima, ci sono delle dinamiche, e per esempio una delle domande è: nascono i giudici, ci compaiono delle forme, cioè ci compaiono, noi siamo anche, io questo lo dico sempre ai miei studenti all'università, utilizziamo bene le parole, i giudicati non nascono, ci arrivano nelle fonti scritte. Alessandro lo sa benissimo, quello che ha detto lui. Non sappiamo, non abbiamo qualcuno che ci dice è nato il giudicato, evviva, evviva. Però io, vedendo che a un certo punto nella documentazione scritta ci sono questi 4 giudicati, inizio a fare delle domande attraverso un'ottica che è sui territori e sull'archeologia. Ok, nascono i 4 giudicati. Una delle prime cose che mi viene in mente è: perché 4 e non 6? Perché non 8? Perché non uno solo? Perché sembra abbastanza facile. 4 giudicati sono quello di Cagliari, indubbiamente gravitanti intorno alla città romana, più grossa ancora oggi, quello di Torres, alla seconda città romana, Colonia dall'altra parte, e poi nasce questo giudicato d'Arborea che, per paradosso, anzi senza paradosso, penso quasi dire una banalità, nasce nella zona più urbanizzata della Sardegna, perché qua in età romana ci sono veramente una concentrazione a pochissimi chilometri di città. Siamo anche, ecco qua la geografia, la storia che si può fare, come diceva Tabacco, un grande storico del Medioevo, si deve fare con i piedi, camminando, girando, eccetera. Questa è anche la zona più produttiva, è la zona dove indubbiamente i territori sono più ricchi, la zona più fertile. Siamo in questo delta del Tirso, con le origini di Oristano, che io a lezione ai ragazzi, immaginatevi, io parlo dei ragazzi dell'Università di Sassari, che più delle volte sono, adesso ho 5 studenti, sono di Pozzomaggiore, Stintino, Sassari, eccetera. Quando dico: avete mai visto Oristano? Hanno 22 anni? No, incredibilmente. Avete mai visto questo? Quindi siamo anche con dei ragazzi che dobbiamo, come si può dire, incuriosirli. Allora fargli capire: guardate che Oristano, andateci, girate, non fermatevi al solito bar di Tramazza a prendere il caffè, e vi rendete conto che nasce una posizione molto particolare che, per capirci, io la definisco la Venezia giudicale, perché nasce contornata da queste difese naturali che sono gli stagni. E qua c'è Pier Giorgio davanti a me che mi dice: lo sappiamo, certo, però dirlo agli studenti vi assicuro che è molto complicato. Far capire agli studenti che Oristano ha una strategia di difesa che è del tutto simile a Venezia, perché le lagune sono uno strumento di difesa, quindi la storia di questa città è particolare, di questo giudicato, che rispetto agli altri due ha una forma topografica, una forma territoriale completamente diversa. Cagliari, il giudicato di Cagliari, il regno di Cagliari, ha 2 o 3 insiemi completamente opposti. C'è quello intorno a Cagliari, c'è quello intorno a Sulci, e poi c'è quella zona dell'Ogliastra che è oggettivamente lontana da tutti. Torres è allo stesso modo, c'è la zona di Torres, di Porto Torres, e poi sarà di Sassari, ma c'è la zona dell'Anglona, che è veramente un mondo a parte, con un altro fiume molto grande che è il Coines, dove c'era una città romana. C'è la zona di Posa, e poi c'è la zona del Margine. Quindi immaginatevi che questi giudicati, quelli del nord e quelli del sud, hanno degli insiemi insediativi, adesso sto usando una terminologia un po' archeologica, che sono diversi. Oristano no. Il giudicato d'Arborea è l'unico giudicato compatto, che quando ne parlavamo proprio con Alessandro parcheggiando, quando ci fu il convegno sulla città di Oristano, la parte giudicaria, io ho detto: potrebbe essere uno dei segnali, anche perché è anche l'unico giudicato che sopravvive, perché nella sua costituzione topografica è diverso dagli altri. È l'unico giudicato con una città-stato, che è l'attuale Oristano. Tutte le strade, io mi sono occupato recentemente per una pubblicazione della viabilità di età giudicale,
ovviamente vista da archeologo ho cercato di smontare, io mi diverto molto a smontare tutte le vecchie teorie precedenti. In realtà ci si rende conto che se negli altri giudicati abbiamo delle viabilità che riprendono quelle di età romana, ma sono quasi delle viabilità che potremmo dire da zona di montagna ai porti, il giudicato d'Arborea è zona di montagna all'unico porto. Sembra tutte le strade portano a Roma, tutte le strade portano a Oristano, tutti i territori portano a Oristano. Ho un'altra caratteristica ancora, sto per chiudere, scusate. Altra caratteristica che i documenti non ci dicono, perché i documenti che studia Alessandro non ci dicono io giudice di Torres o giudice di Cagliari metto lì quell'insediamento perché così potenzio la viabilità. I documenti parlano di altre cose, di diritti e quant'altro, però non può essere un caso che nel giudicato di Arborea il fenomeno dell'arrivo dei monaci, visto che abbiamo anche il presidente degli Amici del Romanico, attenzione, qua di insediamenti monastici cassinesi ne abbiamo pochissimi, ne abbiamo uno, e guarda caso, non può essere un caso, io poi mi diverto molto anche a fare questa battuta, i giudici Arborea, ok, volete venire? Bene, vi accogliamo, però finite a Bonarcado, montagna, lontano dalla città, qualunque cosa producete dovete portarla a Oristano, perché il più grosso porto è lì, che è una strategia completamente diversa dal giudicato di Cagliari. I giudici di Cagliari invece cosa fanno? Offrono ai vittorini sono sempre dei monaci cassinesi, tutti i centri martiriali, cioè svendono veramente, usiamo questo termine per capirci, svendono i gioielli, perché i centri martiriali erano frequentati. I giudici di Torres fanno un'altra strategia, che nei documenti non c'è, ma si vede attraverso quelle che io chiamo le fonti archeologiche e topografiche. Fanno arrivare molti monaci cassinesi, vallombrossani, cavaldolesi, e li mettono su una viabilità antica che viene appunto ripristinata o comunque riprende vita, perché una strada non è fatta dalla massicciata, e voi bene lo capite, Oristano non è che dipende dalla 131, se sulla 131 ci piazzo appunto a Tramazza il punto dove fare la sosta, poi ci piazzo quell'altro, è quello il sistema strada. I giudici di Torres dicono benissimo, li accolgo, ho degli interessi che studia lui, ho dei collegamenti che studia lui, ma io dico perché non gli cedono il luogo di sepoltura di San Gavino? Perché i giudici di Torres hanno un'altra strategia. La strategia è potenzio il pellegrinaggio interno, potenzio i collegamenti interni, ma il centro di culto più importante del giudicato a loro non lo cedo, cosa che invece fanno in un altro modo i vittorini, che tra l'altro Pier Giorgio ha studiato nella sua tesi di laurea. Quindi vedete, attraverso queste piccole differenze di strategia io individuo e faccio delle domande, e la domanda è: nascono i 4 giudicati, ci aspetteremo, io che mi sono occupato di fortificazioni, di castelli, che sono nati tutti d'accordo, si sono trovati, immaginiamoci, non andiamo un summit, adesso non si mettono d'accordo neanche nelle ultime elezioni regionali, hanno fatto il conteggio delle schede, ok, il giudice di Cagliari, tu dove arrivi? Io arrivo fin qua, va bene, grazie, tu giudice di Arborea arrivo. Possibile che nella nascita dei giudicati non ci siano stati dei contrasti, delle perdite? È uno dei dati più evidenti che la formazione dei giudicati non provoca, sembra, la nascita di quello che deve tutelare i confini, cioè i castelli. Succede solo invece qua. Il giudicato d'Arborea fortifica, abbiamo delle fortificazioni, ed ecco perché sono andato a prendere, vi chiedo scusa, l'evidenziatore, perché sennò io non riesco a vederli, ma sembra che appartenga proprio a questa fase. Tra l'altro i castelli dell'Arborea pochissimo studiati, quelli di confine, sono molto studiato Monreale, molto studiato San Luri, ma i castelli che si trovano a Serla presso Ghilarza, Fordongiano a Sunis, quello di Arbus eccetera, ce n'è anche uno a Neoneli. C'è questa notizia che tra l'altro io ringrazio ancora, sembra una cosa un po' lecchina, però è Pier Giorgio che mi ha dato la possibilità di studiare in una mostra Castellia Arborense, in una mostra che c'era stata qua a Oristano, mi ha dato, ed effettivamente ci sono queste notizie di fortificazioni che poi vanno subito in disuso, però sono dei punti del paesaggio che anche scendendo qua con Alessandro ne parlavamo, che cosa sono? Sono lo specchio del fatto che la nascita di questo giudicato con una città-stato
deve aver rotto un po' le scatole agli altri due, alle altre grandi famiglie e questi si sono un po' autodifesi. E questo è, come leggo io, la stesso periodo medievale.